Un'accelerata sul nuovo DPCM, il nuovo discorso del Premier alle 20:20 questa sera. Intanto il sottosegretario Variati annuncia il piano, la riapertura in 5 punti, il governo è al lavoro senza sosta. Numeri drammatici per il turismo del Veneto, preoccupato il presidente Zaia, nuovo confronto tra governo e regioni, fase 2 necessaria sull'ordinanza, ribadisce nessuna fuga in avanti. Il triste annuncio della società sportiva del calcio femminile, morto a causa del coronavirus Giovanni Bolzana, direttore generale. Il messaggio su Facebook: continua a tifare per noi da lassù. Senza certezze e senza indicazioni precise, ma con nuove spese da affrontare, rimangono in limbo i ristoratori. L'unica cosa sicura sono le perdite. La Federazione Italiana Scuole Materne: siamo pronti ad aprire allo studio il piano per gestire ambienti e distanza, colloquio in regione, il servizio educativo è indispensabile. Va in bici a prendere il pane, ma in sella non indossa la mascherina, viene fermato dai vigili urbani e multato. Giovane ricercatore scrive a Zaia. Non luoghi di morte ma luoghi della memoria, il vescovo Tommasi plaude alla riapertura dei cimiteri e dice: attendo con ansia di tornare a celebrare la messa con i fedeli, è un segno di verità. Buonasera e buona domenica, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri notiziari. In apertura, come sempre, vi diamo i numeri della giornata, peraltro si tratta del bollettino che è stato emanato dall'azienda Zero e che quindi riguarda i casi di positività da Covid-19 a partire da ieri fino alle 8 di questa mattina. Si tratta di un'ottantina di casi in più rispetto alle 24 ore precedenti di positività, dunque attualmente i positivi in Veneto sono 9.138, 17.471 invece sono i casi positivi dall'inizio dell'emergenza. I negativizzati, ovvero i guariti, in Veneto sono 7.018. Ci sono stati 18 morti appunto nella giornata, come si evince dalla tabella che state vedendo in questo momento. C'è stato un decesso presso una casa di riposo, la casa di riposo dell'ospedale di comunità Casa di Cura Rizzola. Siamo in provincia di Venezia. Dunque 18 morti, 9 persone che ci hanno lasciato, però i dati sono sicuramente confortanti per quanto riguarda il numero dei guariti che continua a crescere ogni giorno di più. Questi sono i dati, ma sapete, è stato dato l'annuncio davvero da pochi minuti che a breve il Premier Conte parlerà alle 8:20, è prevista una nuova diretta Facebook. Noi abbiamo sentito il sottosegretario, il vicentino Achille Variati, siamo riusciti ad intervistarlo per farci anticipare qualcosa di questa fase 2, una fase 2 che sarà caratterizzata da 5 punti. Ascoltiamoli assieme. È un tema molto delicato, non possiamo sbagliare. Altrimenti torniamo indietro e vanifichiamo questo mese e mezzo di sacrifici che tutti noi abbiamo fatto. Delicato quanto urgente il tema delle riaperture, lo sa bene il sottosegretario all'interno Variati, che in queste ore sta seguendo i diversi tavoli aperti a livello governativo, come la task force coordinata da Vittorio Colao o il confronto fra esecutivo ed enti locali nel pomeriggio, imminenti le comunicazioni del Premier Conte. Ci sono 5 grandi questioni che saranno prese in considerazione e su cui il Presidente Conte, se non stasera, sicuramente domani comunicherà il tutto agli italiani, anche perché è giusto che le attività e i cittadini si organizzino. Prima grande questione è quella degli spostamenti. Segue la riapertura degli esercizi commerciali dal 4 maggio, così come la fase 2 per parrucchieri ed estetisti. Ora, questi servizi alla persona andranno via via verso l'apertura, però solamente su appuntamento. Connesso al tema della ripartenza, quello dei test sierologici e pure quello del trasporto pubblico locale. Questo è l'aspetto più delicato. Ci dovremmo abituare a della segnaletica sui marciapiedi dove aspettiamo l'autobus, con dei cerchi dove ciascuno dovrà stare dentro in un cerchio. Non sarà possibile far entrare nel bus più di X persone, si andrà verso sistemi di prenotazione, insomma non sarà più come prima. Al di là della fase 2 prevista per il 4 maggio, resta un altro nodo, quello delle partenze anticipate per alcune filiere produttive, soprattutto quelle più vocate all'export, e qui rientreranno in ballo i prefetti. Dobbiamo far riaprire quelle attività che, ripeto, molto orientate al mercato, rischiano di perdere quote di mercato, per cui poi
non riaprirebbero più i cancelli perché hanno perso le commesse internazionali, e nel campo delle costruzioni tutte quelle attività legate all'interesse pubblico, quindi dei lavori pubblici, che se rimanessero ancora bloccate potrebbero produrre dei problemi. Ora le parole del Presidente Zaia, due temi affrontati oggi, quello dell'ordinanza pubblicata ormai da 2 giorni, su cui il Governatore ritorna dicendo non abbiamo fatto nessuna fuga in avanti, e poi il tema grande è quello del turismo. Sentiamo. I prefetti rappresentano il governo, io i veneti, cominciamo così. E siccome rappresentano il governo, penso che sia logico che dovrebbero riconoscere che l'ordinanza è stata fatta recependo l'istanza del governo. Torna sull'ordinanza di venerdì il governatore Zaia, quella della riapertura dei cimiteri e dei takeaway per intenderci, e passa al contrattacco. Nelle ultime 48 ore non sono mancate critiche da parte di sindaci e prefetti sull'attuazione della misura, come quella del primo cittadino di Venezia, Brugnaro. La regione si è mossa all'interno delle sue prerogative, nessuna invasione di campo, dice Zaia, mostrando un raffronto delle normative predisposto dall'avvocatura regionale. Non c'è nessuna volontà di contrapposizione, capisco le loro difficoltà, ma io non so cosa farci. Se qualcuno è in imbarazzo perché apriamo gli orti o le fiorerie, perché deve chiedere l'autocertificazione per le fiorerie, li capisco fino in fondo, ma è il governo che ha detto di aprirle, addirittura con una circolare. Di cosa stiamo parlando? Problemi interpretativi a parte, resta comunque una strada segnata, quella della riapertura. Lo stesso Zaia è in attesa del DPCM annunciato dal governo e che dovrebbe dare una roadmap della fase 2. Anche in queste ore c'è stato un confronto tra governo e regioni. Noi partiamo dal presupposto che quello che è apribile secondo i dettami del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, noi siamo pronti ad affrontarlo. Inevitabile sarà l'ok del mondo scientifico. Il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, ma immagino sarà così, si dovrà esprimere su tutto quello che facciamo, perché in campo scendiamo tutti, non ci deve essere nessuno che si chiama fuori, perché di mezzo c'è la salute dei cittadini, la salvaguardia dei lavoratori e dell'economia. Via libera atteso dal mondo economico a partire dal turismo, dove si continuano a registrare numeri drammatici. C'è qualcuno che fa il sorrisino quando parli di discoteche, di attrazioni e quant'altro, o di turismo, che sembra una roba un po'... sono 35.000 persone che non avranno uno stipendio. Se qualcuno ha qualche soluzione, oltre a sorridere, ce lo dice e la adottiamo subito. Cioè, stiamo parlando di un comparto che è veramente messo in ginocchio. Stiamo già respirando l'aria di molte tragedie. E allora sentiamo proprio la parola dei ristoratori, potrebbero essere davvero gli ultimi a ripartire, c'è chi non si sta arrendendo, sentite. Tra gli ultimi a ripartire, anche se c'è chi non si è mai fermato, senza certezze, senza indicazioni precise, ma con nuove spese da affrontare. Rimangono in un limbo i ristoratori, l'unica cosa sicura al momento sono le perdite subite fin qui a causa dell'emergenza sanitaria. Finché non ci dicono esattamente cosa, cioè come bisogna muoversi con Plex, con macchinette per la temperatura, per tutte queste cose che servono, non sappiamo come muoversi, ecco. A occhio sui 25-30 mila euro questi 2 mesi, però non ne parliamo dei debiti che c'erano prima. Gli interrogativi sono ancora troppi, anche solo per capire se davvero valga la pena riaprire a queste condizioni o se non si vada incontro ad ulteriori perdite. Che distanza devo tenere da un tavolo all'altro? Quante persone posso far entrare? Un'altra domanda che mi viene spontanea sono i bagni. I bagni, come mi comporto? Noi abbiamo 3 bagni per gli uomini e 3 bagni per le donne. Però è chiaro che dovremo pensare a una qualcosa di automatico dopo che uno è uscito e prima della persona che entrerà dopo. Anche questa idea di posizionare dei plexiglass sul tavolo o di distanziare i tavoli con dei sistemi, come posso dire, poco sensibili, creerebbero degli imbarazzi sicuramente nelle persone. Quindi anche per noi diventerebbe difficile la gestione della nostra struttura. Noi passeremo da una capienza di circa 100 posti a una capienza che sarà di 35, massimo 40 persone, non di più.
ma malgrado questo la voglia di ricominciare non viene meno. Beh, questo è il nostro lavoro, questa è la nostra vita. L'impegno che ci abbiamo messo da sempre ne metteremo ancora di più per riuscire a venire fuori da questa storia incredibile. Il Permac di Vittorio Veneto piange la scomparsa del direttore generale Giovanni Bolzana, scomparso oggi a causa del Covid-19. Il triste annuncio è stato dato dalla stessa società. Bolzana, affermano dal Permac, lascia un vuoto profondo nella nostra società, dove ha contribuito in modo significativo a dare valore al calcio femminile, portando la sua esperienza e la sua professionalità al servizio dei colori rossoblu e tifando in modo appassionato per le sue tose, sempre. Figura molto conosciuta nel vittoriese, soprannominato Joe dagli amici, ex giocatore con il Permac, conquista nel 2015 una storica promozione in Serie A femminile. Quello che avete visto è il post che è stato postato proprio dalla società sulla pagina Facebook. Parliamo di scuola adesso. Oggi il Premier Conte ha dichiarato, parlando ovviamente di scuola secondaria, che non si tornerà a scuola prima di settembre, ma che cosa accade ai servizi educativi della prima infanzia? Ascoltate. Per tante famiglie è attesa la riapertura degli asili nido, genitori che devono tornare a lavorare e non sanno altrimenti come poter fare con i propri figli. Da Roncade è stato scritto un protocollo sulla sicurezza che è stato già inviato alla Regione. Si tratta di linee guida che permettono alle educatrici di poter accogliere i bambini in estrema sicurezza. Le esigenze dei bambini, prima di tutto, e delle loro famiglie, genitori che non hanno semplicemente bisogno di qualcuno a cui affidare i figli per un accudimento, ma anche dei servizi educativi e psicopedagogici che queste strutture rendono in maniera encomiabile. Hanno bisogno di recuperare il rapporto con i loro compagni e con le loro maestre. Tornare alla normalità il prima possibile per i piccoli è estremamente importante. I bambini hanno bisogno di socializzare, di stare all'aperto, di vedere i loro coetanei. È importante perché attraverso la vita in comune i bambini sviluppano tutte quelle che sono le loro capacità sociali e le loro capacità di relazione. In questo momento ci sono state completamente negate e, come ci dicono gli esperti, potremo avere veramente delle serie ripercussioni in futuro. Un protocollo, spiega la coordinatrice, studiato considerando tutta la giornata del bambino, minuto per minuto, in modo da poter essere pronti quando le strutture potranno riaprire. Abbiamo previsto che i bambini possano misurare la temperatura, che i genitori entrino uno alla volta, quindi senza assembramenti nell'area di accoglienza. Abbiamo previsto che soprattutto di passare tutta la giornata all'aperto, quanto più possibile. Protocollo che potrebbe essere adottato da tutti gli asili nido della regione. I bambini, dice, hanno bisogno di tornare alla normalità. Stare in famiglia è bellissimo, ma il problema è che adesso stiamo solo in famiglia, non si vedono neanche più i nonni, non si vedono i cugini, cioè voglio dire, non è la vita di una volta, è una vita chiusa tra quattro mura, spesso non hanno il giardino e con due genitori. Avete sentito, questo è un primo esempio di come una scuola dell'infanzia si può organizzare per tornare ad ospitare i bambini. L'esempio parte da Roncade. Noi abbiamo sentito anche la FISM, la Società Italiana delle Scuole Materne, si dicono pronti a ripartire. Domani è previsto un incontro in Regione. C'è una fase 2 a livello regionale che prevede la riapertura delle attività produttive, quindi accanto a una necessità anche dei genitori di avere un supporto per l'accoglienza e la cura dei minori, dei bambini, c'è ovviamente, ed è stato gran parte dell'incontro anche focalizzato appunto con la Regione, è stato focalizzato sulla necessità dei bambini di uscire dalla bolla, dal guscio domestico, perché ormai sono praticamente 2 mesi che i bambini vivono a casa con mamma e papà. Noi all'interno delle nostre strutture abbiamo per la maggior parte figli unici, perché è così ormai, cioè, i fratelli percentualmente magari valgono il 20% all'interno delle strutture sia degli asili nido che delle scuole materne. Le nostre strutture sono disponibili per attrezzarsi come hanno sempre fatto e quindi mettere in campo nell'arco di una settimana, 15 giorni al massimo, una volta avuto il via libera, appunto la necessaria formazione al personale per accogliere i bambini e sistemare la struttura che dovrà accogliere ovviamente un numero di minori, di bambini sicuramente inferiore, perché il distanziamento sociale vuole dei numeri più bassi, va bene? E quindi si tratterà di capire appunto assieme alla Regione, e diciamo la deadline su questo dovrebbe essere la prossima settimana, entro la fine della prossima settimana, la Regione del Veneto, quindi l'assessore Lanzarin, l'assessore Donazzani, il presidente Zaia ci daranno indicazioni
su quello che sarà il modello, diciamo, veneto, il protocollo veneto di accoglienza nel segmento d'età 0-6 anni. Adesso con le immagini ci spostiamo a Conegliano, dove un giovane ricercatore è stato multato di 400 euro perché trovato dalla polizia municipale in bicicletta con la mascherina, però non ce l'aveva addosso e dunque ha ricevuto la multa. Venerdì mattina sono uscita in bicicletta per andare a ritirare il pane prenotato al panificio, molto vicino a casa, sono 850 metri. La strada era completamente vuota, non c'era nessuno e quindi ho tenuto la mascherina e i guanti in tasca insieme al portafoglio. Quando ho svoltato dietro la curva ho trovato la polizia che mi ha chiesto di accostare, quindi 400 euro di multa per non aver indossato la mascherina. È accaduto venerdì mattina all'ombra del castello in pieno centro a Conegliano ad un giovane ricercatore dell'Università di Padova. Nicola, il suo nome, afferma di non aver inteso che la mascherina andasse portata in ogni momento, ma soltanto qualora fosse venuto a contatto con altre persone. Ce l'aveva con sé, ma non la stava indossando. Una situazione che replica quella di molti altri cittadini che in questi giorni stanno andando a passeggiare oppure a correre con la mascherina sotto al mento. Sì, sono rimasto molto male quando ho sentito che il poliziotto, parlando con una signora che passava, diceva: se ci autorizzano a sparare noi spariamo. La mascherina e i guanti ce li avevo tolti perché in bicicletta la mascherina mi ostacolava il respiro e che ero uscito con un valido motivo. Ma i poliziotti hanno obiettato che la mascherina va tenuta da quando si esce di casa fino al momento in cui si rientra. La multa è già stata pagata perché entro i 30 giorni la somma scende a 280 euro. Per Nicola, che fino a questo momento ha sempre ritenuto di essere nel giusto, questo foglio di carta e la somma che è uscita dalle sue tasche rappresenta evidentemente un chiarimento, seppur amaro, rispetto a ciò che è consentito o meno fare in questo momento, in cui ancora vale l'ordinanza regionale entrata in vigore martedì 14 aprile e che recepisce le indicazioni dell'ultimo DPCM di Giuseppe Conte. Ho scritto un'email al Presidente della Regione Veneto Luca Zaia per far presente l'episodio, non per chiedere ammenda, potrei avere anche sbagliato, ma penso che la situazione potesse essere risolta tranquillamente con poche parole e non credo che in un momento come questo così di emergenza, con tanti danni e tante incertezze, ci sia bisogno di una simile severità. Allora io saluto e ringrazio soprattutto per aver risposto alla nostra chiamata il comandante della Polizia Locale di Conegliano, Claudio Mallamacce. Buonasera, buonasera comandante. Buonasera. Allora, grazie ovviamente perché noi volevamo chiederle in diretta una risposta al servizio che ha appena visto, il ragazzo è stato multato. Chiariamo una volta per tutte, comandante, questa mascherina come funziona, quando e come deve essere portata? Allora, la mascherina naturalmente va indossata in tutti gli spostamenti che si fanno fuori dalla propria abitazione. Anche in bicicletta va indossata la mascherina, capisco che ci sono delle difficoltà a respirare, però è pur vero che il volume di respiro che si mette in atmosfera è di 10-12 volte maggiore rispetto a una persona che passeggia, quindi si capisce bene come le particelle possono rimanere sospese nell'aria per più tempo e quindi possono essere dannose per gli altri. Io credo che indossare la mascherina, e deve essere indossata correttamente, quindi deve coprire naso e bocca, come prescritto naturalmente nell'ordinanza del governatore Zaia, ma in linea sicuramente con le disposizioni governative. E indossare la mascherina è un atto di altruismo sicuramente, ma anche di rispetto verso gli altri. E a loro volta gli altri la devono indossare per portare il rispetto nei nostri confronti. Senta, come commenta un po' le parole del ragazzo che ha scritto a Zaia dicendo, ma insomma magari con 2 parole la potevamo risolvere lì? Lei che cosa dice? È giusto essere insomma severi, nel senso rispettare quelle che sono le leggi, devono essere rispettate da tutti? Cosa può rispondere a questo ragazzo? Allora, sicuramente la legge deve essere rispettata da tutti, poi teniamo conto anche il contesto in cui è stato controllato. Eravamo in una via centrale della città, proprio davanti a un'attività commerciale, e gli agenti avevano appena fatto un controllo proprio in questa attività commerciale, quindi dove c'erano anche delle persone, quindi che entravano e uscivano dall'attività.
non sicuramente era un ragazzo che correva in mezzo a un vigneto in bicicletta, quindi dove era isolato ed era da solo. Quindi in città benissimo poteva incontrare all'improvviso altre persone che si mettevano a passeggiare anche sul marciapiede oppure a raggiungere l'attività commerciale. Quindi ricordo che la salute è un bene primario, importante. Non ci hanno chiamato a fare delle sanzioni magari per un divieto di sosta, dove qualche volta qualche agente può anche risparmiare la sanzione perché dice alla persona attenzione a parcheggiare bene l'autovettura. Qua non scherziamo perché c'è in mezzo la salute di tutti i cittadini. Quindi è una cosa seria, ci hanno chiamato per fare questo controllo e credo che le norme devono essere applicate come è prescritto dall'ordinanza. Allora, chiariamo, a piedi, di corsa, la mascherina non va tenuta sotto il mento, la mascherina va indossata. Sì, deve coprire naso e bocca. Si può essere sicuramente più tolleranti per quanto riguarda i guanti quando si è all'aperto, naturalmente, mentre all'interno di un supermercato vanno indossati, nel senso che se una persona non ha i guanti però ha una soluzione igienizzante idroalcolica va bene lo stesso quando si è all'aperto, però la mascherina deve essere indossata in maniera corretta, deve essere coperto il naso e soprattutto la bocca. Va bene, grazie comandante, grazie a Claudio Mallamaccio, comandante della Polizia Locale di Conegliano, grazie per la sua disponibilità. Grazie a voi, buona serata. Pochi secondi di pubblicità e poi torneremo ancora insieme con tutte le notizie dalla Marca Trevigiana. Notizia che non avremmo mai voluto dare, è morto il piccolo Michele, ha nemmeno un anno, era nato con gravi patologie, la notizia è stata data durante la messa questa mattina. Un bimbo nato con delle difficoltà, ma sempre la gioia di mamma e papà, la battaglia ogni momento per rendere i suoi giorni speciali, combattere contro tutto e tutti, contro un destino che nessuno vorrebbe mai accettare. Il piccolo Michele è volato in cielo, un anno solo, ma ha riempito la vita dei genitori e dei nonni. La famiglia è residente a Mogliano, ma il nonno è il sacrestano di Preganziol. Così, nella Santa Messa, nella chiesa di San Martino Vescovo a San Boghè, alcuni giorni fa è stato ricordato il piccolo Michele. Ti affidiamo, o Signore, il piccolo Michele e preghiamo per i suoi genitori, il fratellino, i nonni, gli zii e la cuginetta. O Dio, che conosci la pena dei loro e nostri cuori per la perdita del piccolo Michele, concedi a noi tutti, che ci eravamo rallegrati per il dono di questa creatura, di consolarci al pensiero che egli vive felice accanto a te in paradiso. Preghiamo. Due comunità sconvolte che si sono strette attorno al dolore dei genitori e dei familiari. Torniamo a parlare di scuola, continua la didattica online, diventa anche l'occasione per realizzare progetti che normalmente non sarebbero realizzabili, come è successo al professore del liceo Canova di Treviso, Calò, e ai suoi studenti. La scuola è in funzione delle persone, la scuola è in funzione delle persone, della formazione delle persone e i saperi sono al servizio della formazione delle persone. Siamo fortunati, dice il professor Antonio Silvio Calò, perché in questa situazione abbiamo la tecnologia che ci viene in aiuto, ci permette di fare cose come l'appello, guardarci negli occhi, augurarci buongiorno che altrimenti non sarebbero possibili. Ecco la didattica ai tempi del coronavirus che consente di realizzare progetti altrimenti difficilmente attuabili. Il professor Calò ha così pensato di organizzare le sue video lezioni continuando il programma chiedendo l'intervento di ospiti illustri. E così i miei studenti hanno potuto fare lezione con Paolo Rumiz, che non è uno, con Domenico Quirico, con Lucetta Scaraffia, con Nello Scavo, con gli ambasciatori Norberto Natali e Cristina Ravaglia, con il professor Romano Prodi, con il professor Della Zuanna, con il professor Cacciari. Nei prossimi giorni interverranno altri testimoni della storia e del sapere come Vittorio Filippi o Vittorio Sgarbi. Mai e poi mai, bravissima, mi ha capito, era la provocazione. Mai e poi mai avrei potuto immaginare un'esperienza di questo genere da dare ai miei studenti.
E questo mi fa enorme piacere, perché vuol dire che se sappiamo, se vogliamo, possiamo comunque essere a fianco a questi studenti. Non si devono sentire i ragazzi abbandonati, la scuola non ha abbandonato nessuno. È altrettanto importante, aggiunge ancora il docente, ridare fondamento all'educazione civica. Fare in modo che i ragazzi si rendano conto che stando a casa stanno come cittadini aiutando gli altri. Andiamo in ospedale, 116 interventi chirurgici tra urgenti e oncologici, di cui 97 con tecnica mini-invasiva. Questo è il bilancio della chirurgia nel distretto di Asolo negli ultimi 40 giorni, periodo di estrema emergenza che ha visto gli ospedali di Montebelluna e Castelfranco Veneto continuare la propria attività chirurgica. Con l'emergenza Covid abbiamo attuato una vera e propria ridefinizione sia in termini funzionali che strutturali dei nostri ospedali, ha detto Francesco Benazzi, direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Sono stati creati dei reparti speciali per pazienti Covid e per pazienti sospetti e nel contempo creati dei reparti semi-intensivi e ampliato i posti letto per le rianimazioni. Ad oggi i due ospedali, grazie alle sinergie createsi tra le rianimazioni e le chirurgie, hanno consentito di garantire le urgenze chirurgiche. Per scendere nel dettaglio, negli ultimi 40 giorni soltanto nel distretto di Asolo sono stati effettuati 74 interventi chirurgici urgenti, 55 dei quali con tecnica mini-invasiva e 42 interventi oncologici. Ed ora andiamo sui colli del Prosecco a Valdobbiadene, dove si studia ovviamente una ripartenza anche qui all'insegna del chilometro zero. È difficile trovare oggi ottimismo e è difficile vedere oggi, per quanto riguarda il turismo, dei dati positivi, perché noi qua già da marzo dovevamo essere pieni di turisti, pieni di persone che venivano a visitare, a degustare il nostro vino, a vedere le nostre colline. Però c'è anche da dire che dobbiamo studiare noi una soluzione affinché portiamo i turisti e li distribuiamo su tutto il nostro territorio. Il coronavirus ha spazzato via tante certezze, tra queste la classica gita sui colli, ottima nelle domeniche di primavera, quasi d'obbligo nei giorni festivi. Nostalgia a parte, tra filari e paesaggi UNESCO, c'è voglia di ripartire dalla specificità di un turismo che poteva vantare numeri in crescita, ma non certo di massima, fattore che adesso può fare la differenza. Noi invece dobbiamo puntare su un turismo a portata di mano, insomma, quindi dovremmo concentrarci molto sulle famiglie, su un turismo familiare, su un turismo di coppia, perché comunque la famiglia di per sé è già un nucleo. Spazi aperti dalle colline al Piave possono offrire le condizioni di un'ospitalità diffusa anche in periodi dell'anno finora presi poco in considerazione. Dovremmo anche cercare di allungare il periodo turistico, trovando degli stratagemmi noi per cercare di potenziare quei periodi dove di solito non abbiamo grosse presenze. Penso a San Valentino, che quest'anno abbiamo iniziato a fare qualcosa, penso a novembre, penso a gennaio, quindi a questi periodi qua. La questione ha a che fare con il marketing territoriale e con la predisposizione di pacchetti che tengano in conto anche delle disponibilità economiche delle famiglie. Dovremmo anche noi cercare di creare dei pacchetti vacanza da 2 o 3 giorni, perché c'è una cosa molto importante da dire quest'anno, che tanti hanno già consumato le proprie ferie e tanti non hanno lavorato e quindi non hanno tutta questa possibilità economica. Ed ora le parole del vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tommasi, in questa giornata di festa. Cristo risorto è la nostra speranza, cantiamo alleluia, alleluia. Dobbiamo aiutarci tra di noi, dobbiamo dimostrare che siamo veramente un popolo coeso. Imparare da questa tragica situazione continua ad essere questo il monito di Monsignor Tommasi, che anche in questa domenica difficile, di solitudine per alcuni, di isolamento forzato per altri, di pensieri drammatici per chi sta contando i giorni da quando ha dovuto abbassare le serrande del suo negozio, del suo ristorante, per chi sta piangendo un proprio caro, vuole mandare un messaggio a tutti. Non dobbiamo dimenticare che la cura gli uni degli altri è questione delicata, che ha bisogno di tanta sensibilità, di tanta attenzione, di tanta pazienza,
dobbiamo tornare davvero a rimetterci in moto, ne abbiamo bisogno, se no ci blocchiamo, ma torniamo in moto guardandoci intorno, guardando le esigenze anche di chi fa più fatica, di chi ha il passo più lento, di chi forse rischia di essere di nuovo messo da parte se torniamo a correre in maniera troppo frenetica. E se ancora molte attività dovranno attendere per ripartire, Tomasi ricorda l'importanza di aver potuto almeno riaprire i cancelli dei cimiteri. E sembra un paradosso, no? Ma è proprio dai luoghi che sembrano luoghi di morte che viene fuori la vita, perché quelli non sono luoghi di morte, sono luoghi di memoria. E sono i luoghi vivi dove teniamo viva la memoria dei nostri cari, che non vogliamo e non possiamo dimenticare. E io spero tanto che riusciremo, e questa è una cosa di cui abbiamo veramente bisogno, che in questa fase 2 ritorneremo a pregare insieme, a incontrarci, a celebrare i funerali. Io non so come, ma dovremo farlo, perché è un obbligo che abbiamo nei confronti della nostra coscienza, della verità e di quelli che ci hanno lasciato. Domani ci sarà una nuova celebrazione sempre in diretta, quella per il patrono di Treviso, San Liberale, un santo laico implorato anche in tempi di peste. È un santo che ci ricorda che abbiamo una lunga tradizione, ma che abbiamo anche un bellissimo futuro insieme. Ritorniamo a lui per tornare a noi, per andare avanti nella gioia. Ed ora siamo alla nostra rubrica Bimbi in TV. Oggi vi facciamo vedere i video di Gabriele di 5 anni di Sant'Ambrogio di Tre Baseleghe, Noemi di Biancade, Maria Vittoria e Massimiliano di Caerano San Marco ed infine Asia da Vascon. Allora, da quando è arrivato il coronavirus bisogna restare a casa dei bellissimi giochi, perché poi il pallone. Allora, gioco il fuori col pallone col papà. Quando la mamma va a fare la spesa si indossa sempre la mascherina. Lavarsi spesso le mani. Anch'io le lavo tante volte. Sul cellulare della mamma abbiamo visto maestra Federica, maestra Claudia e maestra Caterina. E quando è andato via il coronavirus, ritorniamo a scuola, al parco giochi. Guarda, Noemi, guarda. Attenta, tienti forte. Guarda. Forte. Ciao, sono Asia. Oggi stiamo facendo il barbecue. Voi cosa state facendo di bello oggi? State a casa, Ci fermiamo con l'entusiasmo dei bambini, vi lascio le previsioni del tempo e dopo non perdete l'ultima parte dell'edizione straordinaria. Benvenuti al Meteo. Inizio di settimana senza grandi sconvolgimenti dal punto di vista atmosferico, prevale ancora l'alta pressione ma con qualche disturbo in più. Il dettaglio di lunedì 27 aprile. Sul Veneto sarà per lo più soleggiato, ma avremo maggiori addensamenti nelle ore pomeridiane sulle zone montane e pedemontane, dove saranno possibili anche dei piovaschi, anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature minime tra 9 e 13 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 19 e i 24 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo una spiccata instabilità con qualche acquazzone però solamente sui rilievi, sarà più asciutto e soleggiato altrove. Temperature minime tra 11 e 14 gradi, massime tra 21 e 22 gradi. Infine poche novità sul Trentino Alto Adige, prevalenza di sole anche se con qualche pioggia, specie sui settori meridionali della regione. Temperature minime tra 11 e 12 gradi, massime stazionarie intorno ai 22 gradi.
Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo aggiornamento.